chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa la stazione, nel paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi lavora e non fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno e nell'altro, ne lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concubito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di rosa si tira addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure sino a quel punto si limitarono all'invettiva. La gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli e senza più voglie, si prese la briga di certo gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quell'andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti e più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. E arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è la dote di cui san colmi i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco porta l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva Dio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Perse nel parroco che non disprezza, tra un misero e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. Ecco la Vergine in prima fila, è Bocca di rosa, poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro, l'amor profano.